Nella mattinata di oggi il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto a Palazzo Dorleans il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro degli esteri, Antonio Tajani, insieme a una delegazione composta dai vertici di ICE, Sismet, SACE e Cassa Depositi e Prestiti. A seguito degli eventi calamitosi che hanno gravemente colpito la Sicilia nei giorni scorsi, la Farnesina sta infatti coordinando un pacchetto di misure a sostegno delle aziende esportatrici o appartenenti alla filiera export, volto a compensare i danni subiti e favorire una pronta ripresa dell'attività verso l'estero. La delegazione nella Sala Lessi ha incontrato i rappresentanti delle comunità imprenditoriali locali per illustrare gli strumenti di supporto offerti alle imprese territoriali colpiti. Tra gli intervenuti anche il presidente della Confagricoltura regionale, Rosario Marchese Ragona, che ha ribadito molto sulla viabilità danneggiata dal maltempo e le difficoltà dei prodotti trasformati di arrivare sui mercati nazionali ed esteri. Presidente, lei ha appena terminato l'incontro con il ministro Tajani, ecco, ha esposto anche le criticità del settore agricoltura in Sicilia, ecco, se ci aggiorna in merito. Sì, devo dire che è stato un incontro interessante. Il presidente Schifani ha voluto averci a Palazzo d'Orléans un po' tutte le organizzazioni di categoria di tutti i settori, alla presenza del ministro Tajani. Fondamentalmente abbiamo ribadito noi come categoria la difficoltà dei nostri prodotti per arrivare nei mercati. Il maltempo, il ciclone, la frana di Piscemi ha danneggiato le infrastrutture. Oggi fare arrivare le nostre merci, ahimè da Niscemi e non solo da Niscemi, ma da un po' tutte le nostre aziende, diventa sempre particolarmente difficile. C'è una scarsa viabilità, la viabilità è non solo rurale, è fortemente offesa da questa catastrofe e quindi abbiamo chiesto di fare in fretta. Oggi ci sono agricoltori che non possono arrivare nelle loro campagne per raccogliere i loro prodotti, vedi quello che succede nell'areale di Niscemi. Abbiamo chiesto di fare in fretta, di ripristinare prima possibile la viabilità rurale, ma non solo la viabilità rurale, perché anche le nostre autostrade sono fortemente colpite dal maltempo, per fare in modo che le nostre aziende possano arrivare prima possibile sui mercati. Abbiamo avuto rassicurazioni dal presidente dell'ICE della possibilità delle nostre aziende di continuare a partecipare alle fiere internazionali a costo zero per quest'anno, proprio per dare un aiuto a queste aziende che sono colpite, e ci auguriamo che possano mettere in atto tutta una serie di provvedimenti, così come Cassa Depositi e Prestiti col suo rappresentante abbia detto, proprio per venire incontro a chi è stato danneggiato. Ci sarà uno slittamento delle scadenze agrarie? Si parla di una sospensione dei mutui per le aziende che sono colpite. Per il resto, ecco, come si affronta questo periodo di grande crisi? Ma io dico che dobbiamo continuare a credere, ahimè, nel nostro lavoro prima di tutto, nelle istituzioni, di fare squadra, di mettere da parte le discussioni politiche, che forse oggi è la cosa più importante, e fare in modo che le aziende più colpite, imprenditori più colpiti possano riprendere il loro corso naturale. L'imprenditore c'è, l'imprenditore ci crede, abbiamo bisogno del sostegno serio, vero degli imprenditori, della politica e delle istituzioni. Dico, arriveranno aiuti. Meno passerelle e più aiuti alle nostre aziende. Aiuti concreti, ovviamente. Pare di sì, chiaramente ancora giustamente c'è una prima conta dei danni, c'è una stima dei danni che a oggi non sappiamo quanto sono, quindi c'è un primo impegno per soddisfare, ecco, per fronteggiare l'emergenza, ma sicuramente non possiamo ripagare i danni con 100 milioni per 3 regioni, assolutamente, è una prima tranche, lo hanno specificato e su questo ci crediamo per fronteggiare l'emergenza, ma i danni sono ben altri, tanti altri.